Per dare attuazione al piano di comunicazione del POR FESR 2007-2013, dichiarato conforme dalla Commissione europea il 1 aprile 2008, è stato istituito un team di comunicazione presieduto dall'autorità di gestione e composto da collaboratori della Direzione Regionale Programmi Comunitari, della Direzione Comunicazione e Informazione e da esperti esterni di comunicazione. Il primo intervento di attuazione del piano, oltre alla ideazione del richiamo visivo, la claim Il Veneto una regione dell'Europa, che accomunerà insieme al logo già inserito nel piano di comunicazione tutti i prodotti grafici e comunicativi, è stata la realizzazione di un opuscolo chiamato Il Veneto una regione dell'Europa. Tale opuscolo ha cercato di illustrare ai cittadini i vantaggi di essere cittadino europeo, studente europeo, imprenditore europeo. Nell'opuscolo sono state inoltre fornite dettagliate informazioni, oltre che sulle opportunità offerte dall'Unione Europea, sul POR, sull'obiettivo competitività regionale CRO, sugli interventi finanziati dal POR. L'opuscolo è stato distribuito attraverso la guida Pagine Gialle a 1.350.000 famiglie nei mesi di luglio-agosto 2008. Nel sito regionale è stata evidenziata in home page l'area dedicata alla programmazione comunitaria 2007-2013. Entrando nelle pagine dedicate in particolare all'obiettivo competitività regionale e occupazione FESR, è possibile acquisire tutta una serie di dettagliate informazioni sulla documentazione di programmazione, sui bandi, sui riferimenti normativi, eccetera. Nella pagina che riguarda l'informazione e pubblicità, in particolare, oltre al piano di comunicazione, sono stati inseriti l'elenco dei beneficiari e i format grafici dei cartelli di cantiere e delle targhe, con la esatta collocazione dei loghi e la dicitura intervento realizzato avvalendosi del finanziamento POR, obiettivo competitività regionale e occupazione, parte FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, e con i riferimenti ad asse, azione, eccetera. È stata esposta, fuori della sede dell'autorità di gestione, la bandiera dell'Europa per una settimana dal 9 maggio 2009, come previsto dal regolamento della Commissione europea 1828 del 2006 all'articolo 7. Il 9 maggio 2009 a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta è stata organizzata una giornata con studenti della scuola media inferiore. La giornata è stata accuratamente preparata in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Sono state scelte le classi della seconda media che rappresentassero un po' tutto il territorio veneto. Alle stesse sono stati illustrati preventivamente, mediante visite alle scuole, i contenuti dell'opuscolo Il Veneto una regione dell'Europa, che è stato distribuito agli alunni. Perciò, quando gli alunni sono giunti a Piazzola accompagnati dai loro insegnanti, già erano preparati, almeno per sommi capi, sull'Unione Europea e le sue opportunità. Presso Villa Contarini sono stati realizzati spettacoli di sbandieratori con le diverse bandiere dell'Unione Europea. I ragazzi hanno fatto poi un percorso conoscitivo attraverso corner collocati all'interno della villa, dove alcune collaboratrici delle diverse direzioni regionali hanno illustrato con linguaggio semplice i vantaggi di essere cittadino europeo nei diversi campi. Alla fine, i ragazzi hanno partecipato a un gioco a premi con domande sull'Europa. Il premio per la classe vincitrice è stato un PC portatile, ma anche le altre classi hanno ricevuto un premio e gadgets diversi sull'Unione Europea. L'esperienza è stata significativa e i ragazzi hanno chiesto di poter partecipare anche alla prossima giornata dell'Europa. Sono stati pubblicati degli avvisi per pubblicizzare l'uscita dei bandi del POR CRO, parte FESR, su numerosi quotidiani, al fine di dare massima informazione sulle possibilità di finanziamento offerte. Sono stati realizzati 3 spot da 30 secondi intitolati L'Europa ci conviene,
riassunti poi in un unico di 90 secondi, saranno trasmessi nel circuito di 10 radio e TV locali dal 20 dicembre al 10 gennaio 2010 e nel circuito di multisale cinematografiche del Veneto dal 15 dicembre al 15 marzo 2010. Si tratta di spot in cui si illustrano i vantaggi di essere studente europeo, imprenditore europeo, amministratore pubblico e altro. Marta è una studentessa universitaria. L'Europa le conviene. Potrà studiare all'estero. Avrà diritto ad un piccolo aiuto economico, all'iscrizione gratuita all'università ospitante, ad un corso di lingua, alla pratica di uno sport e conoscerà un sacco di nuovi amici. Mario è un imprenditore. L'Europa gli conviene. L'Unione Europea incoraggia la ricerca e l'innovazione tecnologica, favorisce l'imprenditorialità dei giovani e delle donne, promuove la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico, premia l'artigianato e le tradizioni locali, sostiene i network d'impresa. Filippo è un sindaco. L'Europa gli conviene. L'Unione Europea finanzia i comuni che producono energia da fonti rinnovabili e premia chi riduce gli sprechi energetici. Valorizza i patrimoni artistici ed ambientali, promuove la cultura e la mobilità sostenibile. Incoraggia lo sviluppo delle reti telematiche per migliorare i contatti tra enti locali e cittadini. Antonio è un nonno. L'Europa gli conviene. L'Unione Europea ha una grande attenzione per la qualità della vita e per l'ambiente. Per questo incoraggia la realizzazione delle piste ciclabili. Così nonno Antonio è tranquillo quando accompagna a scuola suo nipote e quando gli insegna a fare la spesa. Il piccolo Marco mangia sano perché l'Unione Europea protegge i consumatori con leggi molto severe. Siamo tutti cittadini europei. L'Europa ci conviene. Fai come Marta, Mario, Filippo e Antonio. Conosci i programmi comunitari sul sito della Regione Veneto.